Ciao Ale, parlaci un po' della noia. Che cos'è che ti annoia a morte, proprio che ti fa proprio annoiare? Una cosa... Le prediche, sicuramente quelle, anche se sono giuste. Ma le prediche dei tuoi, chi è più noioso, tua madre o tuo padre? Mio padre. Tuo padre? Sì. E ti fa i predicotti? Sì, per quando devo tornare a casa, per la scuola, per tutto. Pure voi ragazze vi annoiate durante le prediche? Immagino. Anche se sono giuste. Lo so, però vanno fatte, d'altra parte i genitori, quello è il loro ruolo. Senti, e se tu dovessi uscire con un ragazzo veramente noioso, innanzitutto, quando è che un ragazzo per te è veramente noioso? Proprio quando non è di compagnia, quando gli parlo, magari è lì in un angolo con una faccia triste. Quando è silenzioso. Poi ultimamente le ragazze suggeriscono quando parla di se stesso. È la o verità. di se stesso o delle macchine, perché ultimamente mi sono capitati ragazzi che parlano soltanto della loro macchina. Mamma quanto mia. è grande, quanto corre. Senti, oppure quando parlano del calcio, dicono le ragazze, noiosissimi, ragazzi che parlano di calcio insopportabili. O dell'automobilismo, tutto insomma, quando parlano di loro stessi. Senti, ecco, se tu ti trovassi appunto con un ragazzo così noioso, come faresti a liberarti di lui? Cerco di trovare, no, prima cerco io di trovare degli argomenti per... Sì, all'inizio insomma le tenti tutte. Se poi non va, o me ne sto per conto mio e lo ascolto con disinteresse o me ne trovo un altro. Ah, ecco. Infatti io ho deciso che il primo ragazzo che trovo che non è noioso me lo sposo, quindi è un addirittura annuncio. Questa è una dichiarazione pubblica. Siate bene attenti. Tutti noiosi lo trovo. Tutti noiosissimi fino adesso. Tutti noiosi, tutti parlavano di auto, di macchine. Tutti noiosi. Senti, ma e se poi tu trovi questo ragazzo che non è noioso e se lui non ti vuole sposare, se non ti volesse sposare? Che fai? Ne trovo un altro. E se lui ti trova noiosa, tu come fai? Ti trova noiosa lui e tu vuoi sposarlo, hai capito che è veramente un uomo? È impossibile. È impossibile? Non sei mai stata noiosa? Mai nessuno in vita tua ti ha detto quanto sei noiosa, Alessia? No. Mai nessuno? Mai nessuno. Magnifico, benissimo. Ma chi frequenti? Chi sono queste persone che frequenti? Che amici hai? Che non ti dicono mai esisterà un momento in cui sei noiosa, diciamocelo, dai. Quando sto male, ecco, quando sto male sono veramente noiosa, sì. Se no no. Va bene cara, ti ringrazio moltissimo, grazie per la tua disponibilità, andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda il tema dell'abbigliamento, io vorrei dare un altro compito a casa per le seguenti ragazze, Mary Patti, Giorgia e Alessia Gioffi. Dunque, voi per domani vi vestite come se doveste lasciare un ragazzo, come se doveste liberarvi di questo ragazzo. Finalmente chiudete questo rapporto, vestitevi relativamente a questo tema. Ma ora c'è una sorpresa per tutte voi ragazze. Io sì, ormai ho una certa età, sono una tardona, però mi tengo sempre informata su tutto e mi è arrivata una cassetta di un ragazzo. Si tratta di una versione house dove ci sono le voci delle ragazze di Non è la Rai, insomma una cosa dedicata a noi che io vi vorrei far ascoltare. Siete liberissime, anzi siete invitate a salire qui sul palco e a ballare questa musica. Ce la manda un ragazzo che si chiama Francesco da Terni. Sentiamo un po' di cosa si tratta, ragazzi, io mi sono molto modernizzata per cui. Venite su a ballare, sentite un po'. Pronto? Benvenuta Non è la Rai. Pronto? Benvenuta Non è la Rai.